tutti, Buonasera. io sono Anna e oggi ci troviamo all'interno di questo bellissimo negozio di stoffe in via Roma a Tempio Pausania in compagnia del proprietario, signor Tonino Cuseddu, che poco tempo fa ha ricevuto un riconoscimento dal comune di Tempio per i propri anni di attività lavorativa svolta. Signor Tonino, buonasera. Buonasera. Prima di tutto le chiedo come sta? Sto bene, benino. Benino. Per l'età che abbiamo stiamo bene. Stiamo bene, grazie a Dio, come si suol dire. Iniziamo la sua intervista chiedendole quando è nato, dove è nato e se ci vuole raccontare magari un po' della sua famiglia. Io sono nato a Tempio il 20 luglio del 1922. La mia famiglia era composta mamma e babbo, eravamo 7 figli, 5 donne e 2 maschi. Quindi ho iniziato io a lavorare a 16 anni nel 1938, il 10 ottobre. Ho iniziato col signor Gino Giua, che sono stato 24 anni, compreso però 2 anni di militare. E quindi poi sono andato in negozio da Gino Giua in via Cavour. Quindi il suo lavoro ha proprio iniziato con le stoffe? Con le stoffe, sempre con le stoffe. È iniziato lì, poi Gino Giua ha voluto mettere della confezione e io sono rimasto in quel negozio, che è un negozio che ha 100 anni abbondanti di storia là. E quindi io ho continuato con i tessuti, ma la confezione non mi è mai piaciuta a me. No. No. Quindi. Come mai hai deciso di intraprendere questo lavoro? Per necessità? No, Perché... avevo 16 anni e quindi qualche cosa dovevo fare. Allora mia madre, una sorella che avevo più grande, molto di me, 12 anni più grande, mi ha cercato il lavoro e io sono entrato lì da Gino Giua, ecco. Con Gino Giua c'ero stato parecchi anni con lui, poi lui ha voluto mettere, come stavo dicendo, la confezione e io sono rimasto con i tessuti e ho continuato. Quando si è trasferito all'interno di questo negozio? Ascolti, io ero in via Cavour sino al 62, al 62, sino all'83 sono venuto qua, nel 1983. Sono venuto qua, ho prelevato questo locale, l'ho rifatto a negozio perché prima era abitazione, cioè avevano 13 camere. Bello grande, insomma. L'ho rimesso a fare come negozio. Capito? E da piccolo? Quando era piccolo, come ha passato la sua infanzia? Ho pensato all'asilo. Vi cito una cosa curiosa dell'asilo. Quando avevo 4 anni era all'asilo, una donna ha perduto l'anello. Le suore sono messe a chiedere a tutti i bambini e io ho sentito, come se ce lo portate, vediamo le caramelle, allora erano caramelle. Io ho alzato la mano, perché ho sentito le caramelle, non l'anello. E ha dato un po' di fastidio in casa. Finalmente che è uscita chi l'aveva trovato. Se no aveva incolpato a me per dire cos'è i 4 anni. Poi ho iniziato alle scuole, ho fatto la quinta elementare, non di più. Grazie a Dio che sono arrivato alla quinta. Vabbè, la quinta di quei tempi era sicuramente la quinta di questi, quindi possiamo... E come ha preso questo lavoro? Come ha imparato a conoscere le stoffe? E piano piano, con il tempo mi ha insegnato, Gino Giua mi ha insegnato tutto questo che poteva insegnarmi e quindi per me era un secondo padre. Gli anni 40 come se li ricorda lei? Gli anni 40 ero giovanotto e si passava le notti a fare qualche serenata, non io, con gli amici che sapevano suonare, io non sapevo suonare. Si andava dove erano le ragazze a fare la serenata e che i carabinieri ci inseguivano perché non si poteva disturbare di notte. Certo. Ecco tutto. Poi si faceva qualche scampagnata, che si andava
alle feste di campagna, alla festa di Padulu, Nostra Signora, Santa Lucia, tutti quei San Leonardo, tutti quei posti dove c'erano feste si andava allora. Era quella là, non c'era la televisione, no? Una vita di lavoro e anche di divertimento. E ci quindi, divertivamo sì. così, con amici. Giusto, giusto. Eravamo 10-12 amici, Giusto. che poveretti adesso non esistono più nemmeno uno, sono rimasto solo. Ha qualche ricordo che magari ci vuole raccontare? E cosa vuole che vi racconti? Ce ne sono tanti. Qualcheduno anche mi ha anche offeso, ma non ci ho fatto caso. Capito? Mi ha preso anche di rimbambito. Perché quando uno viene, sceglie una gonna, la vuole abbinare alla gonna, si fa vedere secondo noi il colore va bene questo, va bene quello, va bene quello, a un certo punto se ne prende uno a caso e si fa vedere, ecco. E quella lì si è adirata perché sembrava che le prendessi in giro. E io ne ho preso uno a caso, perché quelle che vedevo io che andavano bene, non andavano Non bene. andava bene. Lei è sposato? Ha Sì. dei figli? Uno, solo questo, Sì, che ha 3 nipoti, 3 nipoti. Come ha conosciuto sua moglie? Dove l'ha conosciuta? qui a Tempio. Qui a Tempio. Era di Oscari, io qui a Tempio. Qui a Tempio. Qual è stato il vostro approccio? L'approccio a quei tempi, qualche bacio così, di nascosto, E dove esattamente? e al cinema, allora si andava al teatro, al cinema, vedete? No, dove l'ha conosciuta esattamente? No, a Tempio. A Tempio, in giro? Sì, in giro, In come- giro. perché allora si passeggiava qua, si saliva qui e si scendeva dall'altra parte. Come si chiamava sua moglie? Maria, Maria. Viva? Sì, no, sono 17 anni che è morta. mi dispiace. Però ha un buon ricordo, Sì, diciamo. sì, Una vita passata abbiamo insieme. passato una vita Quanti anni assieme. avevate quando vi siete sposati? 30 io e 25 lei. 25, quindi era più piccola. Bene. Adesso le faccio una domanda un po' particolare. Gli approcci dei suoi tempi erano sicuramente differenti dagli approcci che si hanno adesso con i ragazzi. Adesso ci si Sì. nasconde dietro un telefono, dietro Facebook. No, prima sembra Cosa che... ne pensa lei di tutta questa nuova No, generazione? prima si andava da questa ragazza, si metteva appresso e si diceva vuoi fare l'amore con me? Ecco, si diceva così e quella rispondeva ti do la risposta fra 8 giorni. Adesso invece Adesso è tutto non c'è già la risposta prima della domanda, sai? È vero. E quando voi uscivate con sua moglie, la sua compagna, quando eravate ancora fidanzati, uscivate da soli o eravate accompagnati? No, sempre solo. Sempre soli. Qualche amica di lei alle volte, ma era raro. Era raro. Bello. Quindi diciamo che la generazione di adesso è troppo... Troppo Oramai spinte. anche la donna non aspetta più No, l'uomo. adesso prima di fare la domanda la fa lei. Esatto. La Sono- risposta gliela dà subito. sono nettamente- O le dice di no o le dice di sì. Esatto. Prima dice vieni, ti do la risposta fra 8 giorni. Era così. Quindi vi vedevate sporadicamente? Fra 8 giorni lei si pensava, aveva 8 giorni di tempo per pensarsi se dar retta al giovanotto o no. Magari doveva chiedere ai genitori, no? No, dopo quello veniva, Quello veniva dopo. si chiama la coprunta. L'Africa. Giusto. Giusto. E invece lei sicuramente per portare avanti questo negozio, una vita, diciamo, Ha 82 anni 82 anni di attività, quindi e 83 adesso a ottobre. ha fatto tanti sacrifici, no? Parecchi. Parecchi. Eh, Privazioni anche. immagino tante privazioni. Lo spirito di sacrificio che trovavamo nell'uomo di un tempo, diciamo, rispetto allo spirito di sacrificio della No, ragazza adesso attuale. sacrifici non ne fanno. Non ne fanno. Sacrifici l'abbiamo fatto noi, che si lavorava interrottamente, senza orario. Non esiste più ora. No. L'orario dei negozi è stato il mio principale, cioè giù di andare allora dal sindaco di fare l'orario, perché se no non se ne aveva orario. All'ultimo momento la cliente arrivava alle 9 e tu dovevi aspettare.
Certo. Oggi c'è un orario, allora lui stesso mi ha mi ha consigliato, vai dal sindaco e fai l'orario, a voi che siete dipendenti, il sindaco vi dà retta. Certo. Ecco. Sempre parlando di spirito di sacrificio, una donna un po' così, di tutti questi sussidi che stanno dando adesso, secondo lei Ma per me stanno interrompendo la voglia di lavorare? la voglia di lavorare, sì, è proprio la voglia di lavorare, perché quelli soldi l'avevano presi, andiamo all'Imbara a togliere un po' d'erba, un po' di granito, qualche cosa, invece dargli i soldi così e avviziarli la gente, avviziarla a non fare niente. È vero, è vero. Oh, secondo la mia opinione, No, è poi giusto. mi posso anche sbagliare. È giusto. Allora, lei ha fatto tanti sacrifici all'interno di questo negozio. 82 anni di attività. Sono passate tante epoche all'interno del negozio. Gli anni del dopoguerra, gli anni Anzi, prima della guerra, prima dopoguerra. gli anni 50, gli anni 60, la nuova era. la- Come ha vissuto lei all'interno del suo negozio tutte queste epoche? L'ho vissuti bene io l'ho vissuti troppo bene. Per me era tutto, per me è un figlio, diciamo così, il negozio. Se mi manca sono fritto. Non ho smesso, se no È non la ci sua forza di vita, diciamo. non ho smesso perché mi piaceva, se no sarebbe stato tempo di smetterla o no. Sì. Cosa ne dici? Non ci sarei più, ecco. L'intervista non me l'avrebbe fatta io. Giusto. Quali sono stati gli anni più produttivi per il suo negozio? Produttivi sono stati dunque 68 al 2000, dal 1960 al 2000. Allora, poi c'è stato un calo di tutto. Anche perché a Tempio c'erano le sartine, erano dei centri maggiori, no? Eh, Venivano da tutta la Gallura, dalle tutta la campagne, Gallura. a comprare stoffe. adesso vengono, perché di questo genere qui non ne ha più nessuno, è sparute. Vengono anche da Olbia, da fuori. Da tutti i Sì, posti sì. vengono perché non ce n'hanno più, anche da molto lontano. E nel dopoguerra, visto che era un periodo di povertà, la gente come pagava? Pagava in contanti? O A metteva... me è sempre in contanti. Non ha mai fatto proposte di Qualche cosa di così, ma roba da poco, perché allora c'erano i turacciolai, quelli che lavoravano le donne perché lavoravano lì. E il sabato venivano pagate e loro uscivano in giro a spendere i soldi. Ecco, C'è una stoffa che andava particolarmente? un po' tutto, Un po' tutto. Allora si vestivano quasi tutti, c'erano le sarte, c'erano le sartine, c'erano le sartorie, c'erano parecchie cose. Allora. Tempio era uno dei centri più importanti. Sì, allora sì. Poi logico che i tempi sono cambiati. Certo. E invece il centro di Tempio, lei l'ha vissuto proprio per tantissimi anni. Come l'ha visto trasformarsi, cambiare? Come è cambiato? È cambiato che non c'è più né passeggiata, non c'è più nulla, adesso non c'è più incontri, adesso con fare telefonino, con questi MS come li chiamate voi che io non so nemmeno il nome, e oggi non si incontrano più. Si mandano qui, vengono, prima chiedevano i campioni, adesso li prendono la fotografia e la mandano in un attimo, hanno già la zia, la madre, l'amico, l'amica o chi è, per darle un consiglio. Ecco. Certo. Cosa ne pensa della vendita online quindi? Cosa ne abbiamo? Non lo so, non saprei rispondere. Ecco. Ha rovinato... Ha rovinato un po' tutto. Eh, Anche tutte quelle riunioni in famiglia, riunioni con gli amici, adesso non c'è più. Non ce n'è più. no. Prima eravamo 12 amici e ci incontravamo tutte le sere lì a passeggiare. O ci organizzava di andare alla festa, come vi ho detto prima, a Santa Lucia, a tutti quei posti lì che oggi non c'è più bisogno. E qual è il suo segreto per arrivare alla sua età? Nessun segreto, io ho fatto una vita normale, da giovane qualche scapricciata l'avrò fatta, senz'altro, ma poi ho fatto una vita abbastanza tranquilla, ecco,
è la fortuna che ho avuto di arrivare a questa età. Non prendo una pastiglia a questa età, non prendo nulla e quindi sono già fortunato. Si mangia bene e basta. Sì. Giusto. E ai giovani cosa consiglierebbe? Il consiglio è di lavorare, prima cosa, essere seri e lasciare quelle pistolenze che vendono in giro. Giusto. Lasciarle. E se un giovane volesse intraprendere la sua attività? No, non ce n'è più. Non ce n'è più. No, io le ho cercate da 50 anni o più e mi dicevano quando devo venire? Vieni alle 9 e dopo pranzo alle 3. No, o di mattina o di sera. Ecco, perché vogliono lavorare e non vogliono lavorare. Oggi è così. È così. Quindi, ma consiglierebbe di intraprendere comunque, diciamo, è redditizia l'attività? Si potrebbe andare A avanti? me è andata bene. Ringraziando Dio, me è andata bene. Perché ho cercato di produrre qualche cosa. Perché questo era un locale che ho acquistato, poi l'ho fatto a negozio e tutto. Ho avuto qualche soddisfazione, ecco. Mi ho fatto la mia casa e quindi insomma una soddisfazione l'ho avuta, ma i giovani quei sacrifici. No, non c'è più spirito di No, sacrificio, no. diciamo. Bene, per concludere, le richiedo nuovamente la sua data di nascita, 20 luglio 1922 a Tempio. quindi quasi 99 anni. Fra pochi Fra mesi, pochi fra mesi. 6 mesi mancano. Come si suol dire a Tempio, mantenga. Che lo mantenga. Ci ritroviamo qua a parlarne, ed è una bella cosa. È già una cosa. No, è una grande cosa che auguriamo a tutti quanti, speriamo. A tutti. Augurare di arrivare sani come a grazia a Dio sono arrivato io, ecco. Speriamo. Grazie mille, signor Stonino. Prego. Va bene.